Dopo la pubblicazione da parte della Sogin della mappa aggiornata dei siti compatibili con la realizzazione del deposito unico per le scorie nucleari, con 14 località sarde candidate, nell'isola cresce la mobilitazione per dire no alla realizzazione dell'impianto. A ribadire la contrarietà della Sardegna è intervenuto il presidente della regione Cristian Solinas, che ha ricordato alla Sogin e al governo la netta opposizione dei sardi, che si sono espressi sul tema anche con una consultazione popolare. Inoltre la Sardegna è la regione più gravata dal peso delle servitù militari. Contrarietà al deposito è stata ribadita con forza anche dal Comitato Non Nucleo No Scorie, che parla di spada di Damocle nucleare che la Sogin ha sospeso sulla Sardegna. Questa nuova servitù qui non sa da fare, non siamo disponibili al sacrificio nazionale e non siamo disponibili a lasciare quel gravame alle generazioni future, si legge in una nota del Comitato. Rivolgendosi al ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani, il Comitato sottolinea che in nessun caso i sardi rinunceranno alla tutela della volontà già espressa di indisponibilità al nucleare, dichiarata con chiarezza non solo con la mobilitazione di massa, ma anche con atti ufficiali, referendum, leggi e ordini del giorno regionali, delibere dei comuni e delle province, determinazione della conferenza episcopale sarda. Per il Comitato non ci può essere nessuno scambio tra la realizzazione del deposito e i posti di lavoro che comunque andrebbero persi in altri settori, dal turismo all'agricoltura.